ragazzina precipita dal terzo piano del condominio, sciocca, cornuda, salvata da una rete che ha attutito la caduta. Le parole della vicina, la prima a soccorrere ai contorni di un drammatico tentativo di gesto estremo. Il dolore di Montebelluna per la scomparsa a 24 anni di Giacomo Cornuda, tra i più attivi volontari del Palio, il tormento degli amici, l'allarme della task force antisuicidi, sempre più giovani. Prima la spaccata in un negozio di sanitari in zona di Rada, poi l'aggressione ai poliziotti intervenuti per fermarlo, note di violenza e follia per un 41enne di Spresiano. La polizia locale blocca a Castelfranco un ventenne che girava con un gruppetto di coetanei portando con sé un coltello a Serramanico. L'autovelox al passo già, un record di multi in Italia tornato operativo. Le parole del sindaco di Colle Santa Lucia. Intanto i comuni chiedono soluzioni immediate per garantire sicurezza ed evitare i ricorsi. Nonostante il divieto di balneazione, il Piave continua ad essere affollato e si ripropone il tema dell'abbandono selvaggio di rifiuti. A Fagarè il comune è costretto a installare telecamere e potenziare le pattuglie dei vigili. Nel giorno in cui annuncia il nuovo piano di abbonamenti per l'inizio della scuola, il presidente Coladon torna sulla polemica per le corse tagliate di agosto, rilancia il bus a chiamate e annuncia l'arrivo di 130 nuovi mezzi, tutti dotati di panic button per la sicurezza. Treviso si prepara ad accogliere l'8ª edizione del Photographic Festival. Dal 4 al 25 settembre la città si trasforma in un museo a cielo aperto con 130 immagini di artisti internazionali. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque la cronaca in primo piano, la cronaca di una mattinata di paura e sciocca cornuda per una ragazzina di 14 anni caduta dalla finestra del terzo piano della propria abitazione. Si lamentava e chiedeva aiuto, racconta ai nostri microfoni la vicina di casa, sul posto il SUEM e i carabinieri. Il volo di quasi 15 metri miracolosamente attutito da una rete, probabile si sia trattato del tentativo di un gesto estremo. Mi sono svegliata perché ho sentito dei lamenti, tipo delle grida, aiuto, non lo so. E ho guardato fuori dalla finestra, ho abbassato lo sguardo e c'era una ragazza distesa a terra che piangeva, si lamentava. Sono da poco passate le 6 del mattino in pieno centro a Cornuda, quando diversi residenti si trovano davanti a una scena agghiacciante. C'è una ragazzina a terra, 14enne, gravemente ferita. Si scoprirà poi che è volata dalla finestra del terzo piano della casa in cui vive con i genitori, in quel momento all'estero, e al fratello 18enne che pare stesse dormendo. 15 metri di volo attutiti provvidenzialmente da questa rete. La ragazza è finita prima sulla rete e poi a terra, quindi non si è sentito il tonfo, anche se fosse caduta, non è caduta a terra, è caduta sulla rete e poi è andata a terra. La 14enne quindi è cosciente quando arrivano gli operatori del 118, la mobilitazione è generale. Ho visto l'elicottero che si è calato qui vicino al campo sportivo. E dopo circa 20 minuti si è rialzato e è andato via. Ho sentito le sirene dell'autopedica, dell'ambulanza, basta. Sul posto i carabinieri che escludono quasi subito il coinvolgimento di terzi. Più che un incidente si tratterebbe di un tentato gesto estremo. La notizia ha veramente scosso tutta la comunità, siamo nel cuore del paese, sia per la giovane età della ragazza ma anche per la situazione in sé per sé. Ci siamo fatti presenti anche al fratello, che è l'unica persona della famiglia qui al momento presente, e ci siamo messi a disposizione anche per facilitare il rientro dei genitori. Le istituzioni non sono semplicemente dei tagli di nastro, sono delle persone fisicamente alle quali ci si può rapportare e confrontare. Un fatto che interroga le coscienze in un momento in cui sempre più giovani faticano a reggere il peso delle loro esistenze. L'associazione Il Filo di Simo da anni ha messo in piedi una task force antisuicidi. Ad oggi stiamo seguendo centinaio di persone, la fascia di età, il 70% è dai 12 ai 27 anni. Dal nostro osservatorio l'età si sta abbassando. Abbiamo notato che, tra le altre cose, è sempre più frequente il disagio di ragazzini che sono sulla fascia di età che va dai 14, 15 e 16 anni. Ma per evitare questo dovremmo avere il coraggio di parlare sempre più spesso di suicidio e utilizzare la parola suicidio come un qualcosa che possa portare a condividere le difficoltà delle persone. Siamo esposti a questo rischio perché, ripeto, la vita è imprevedibile, il gesto suicidario è imprevedibile. Non ti dirà mai quando succede, ma potrebbe purtroppo succedere.
E poi c'è il dolore, lo shock di Montebelluna per la prematura scomparsa di Giacomo Cornuda, 24 anni appena, tra i più attivi volontari del Palio. Ciao ragazzi, l'ultimo messaggio mandato agli amici che adesso indubbiamente e inevitabilmente vivono nel tormento. Ho il cuore devastato, ma perché io è da letteralmente ieri mattina che il mio cervello sta ripensando a tutte le conversazioni che abbiamo fatto da mercoledì per cercare un cavillo che sicuramente non lo riporterà qua, però da capire se magari mi ero perso qualcosa e quant'altro, però nulla, ma assolutamente nulla, frase o parola dava segnale di questo tipo, anzi tutte le conversazioni erano proiettate al futuro, sia vicino che prossimo. Vivono ore di tormento gli amici di Giacomo Cornuda, il 24enne trovato morto nella sua abitazione di via Caltrevisana a Montebelluna dopo un gesto estremo. Nessuno poteva immaginare un epilogo del genere. Il ragazzo stava preparando il Palio del Vecchio Mercato, manifestazione di cui era colonna portante. In queste immagini recentissime Giacomo, con la sua maglietta verde, quella della Contrada Guarda, è alla testa di un gruppo di atleti appassionati e amici. 3, 2, 1, motore! È andata via! Momenti di spensieratezza che sembrano ora lontani anni luce. Di Giacomo restano la gentilezza, la disponibilità, l'essere sempre in prima linea e quel messaggio inviato alle 9:16 del mattino. Nella chat di gruppo ci è arrivato un messaggio dove Giacomo ci ha scritto "ciao ragazzi" e ha mandato un cuore. E da lì in poi non l'abbiamo ovviamente più sentito, se no poi quando abbiamo saputo quello che è successo, un'ora dopo circa del messaggio. Col senno di poi ci siamo detti forse quel messaggio poteva voler dire qualcosa, però col senno di poi si fanno tante cose, quindi al momento nessuno ha dato peso, qualcuno pensava avesse sbagliato magari il gruppo, la chat o cose così. Un dolore grande per tutta la contrada. Resto sgomento su come possa finire così. In questo abbiamo fallito come comunità, società, persone. La riflessione amara dell'ex presidente del Palio Nicola Palumbo, che ricorda anche lui le doti di altruismo del 24enne. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Adalberto Bordin in attesa dei funerali, con l'abbraccio ai genitori e alla sorella. Tra tanti interrogativi una sola certezza: Giacomo non sarà dimenticato. Momento difficile, molto difficile, inspiegabile, duro anche da accettare e duro da vivere per questa edizione dell'Ente Palio di quest'anno. Insomma. È ovvio che lo ricorderemo, è sempre stato un ragazzo ad esempio del volontariato, perché non è facile oggi avere ragazzi così giovani che dedicano il loro tempo a fare qualcosa per la comunità, quindi tanto di cappello di rispetto lo farò anche durante le sere, una serata di apertura, un momento lo dedichiamo sicuramente a Giacomo perché lo merita. La cronaca ancora, la notte di follia a Treviso per un 41enne marocchino che alla fine è stato giudicato per direttissima. Nella tarda mattinata di oggi l'uomo è accusato di aver aggredito 2 agenti di polizia che lo avevano fermato perché sospettato di essere l'autore di un furto avvenuto poco prima in Ghirade ai danni della sanitaria Borella. Qui si sarebbe introdotto forzando la serratura d'ingresso per poi esportare 350 euro e scappare. Grazie all'immediata visione delle telecamere gli agenti lo hanno braccato in un comune dell'Interland dove è solito dimorare pur non risultando residente. Con sé aveva anche la refurtiva di un furto avvenuto ieri mattina in uno studio medico di San Zeno. Per questo dovrà rispondere del reato di ricettazione. Nei suoi confronti è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza accanto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all'obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne. Entrambi gli agenti hanno rimediato ferite lievi con alcuni giorni di prognosi. Ed ora torniamo, restando a Treviso, al pestaggio di Carlo Bramezza in pieno centro a Treviso. Parla l'avvocato dell'aggressore, tuttora a piede libero. Probabilmente il mio assistito e la vittima si conoscevano, afferma il legale, che torna anche sulla questione del braccialetto elettronico e fa chiarezza su una vicenda complessa e che fa discutere. Non lo so, di questo non mi ha detto niente, non mi ha riferito niente il signor Cenedese. Probabilmente c'era stato qualche precedente, qualche incontro
così, dico probabilmente perché francamente allo Stato, non conoscendo la denuncia, non conoscendo gli atti, perché ovviamente sono in fase istruttoria, non posso dire nulla. C'è cautela nelle parole di Giuseppe Muzzupapa, avvocato dell'uomo accusato di aver aggredito mercoledì scorso in pieno centro a Treviso il direttore generale dell'ULSS 7 Carlo Bramezza, vicenda che resta da chiarire nella sua interezza con la Polizia di Stato che sta procedendo con le indagini. Lei sa perché la picchio, la frase che il 36enne trevigiano pregiudicato avrebbe rivolto al manager della sanità nel corso del pestaggio che gli è costato ben 21 giorni di prognosi, tanti ma non sufficienti per procedere d'ufficio. Nelle scorse ore l'avvocato si è sentito con il suo assistito. Mi ha confermato che gli è stato notificato una denunzia. Non so se è stata fatta dal dottor Bramezza contro ignoti inizialmente, poi una volta che è stato individuato è stata confermata contro lui. In ogni caso una notifica a lui è arrivata per questo caso del dottor Bramezza. Secondo lei chiederà scusa a Bramezza per quello che ha fatto? Non lo so, ancora non ho parlato, ma una soluzione si troverà, insomma, in questo senso. Certo, il 36enne è un volto noto, più volte ha dato problemi in centro, compreso quel locale di Piazza Crispi al quale non poteva avvicinarsi dopo una condanna per stalking. Vittime i gestori che alla fine della scorsa settimana con il loro legale Fabio Crea hanno presentato una nuova querela a seguito di un'estate ad altissima tensione. L'aggressione a Bramezza, che dal punto di vista investigativo è una partita autonoma e parallela, è avvenuta a poche decine di metri dal bar. Il 36enne aveva con sé il braccialetto elettronico che però, questo sembra appurato, era disattivato. Muzzupapa ne spiega il perché. In realtà non avrebbe dovuto avere il braccialetto elettronico perché la misura avrebbe dovuto essere già revocata, considerato che era passata giudicata la sentenza. La sentenza no, perché non è appellata. Questo ha portato anche al respingimento da parte del GIP di una richiesta di arresti domiciliari avanzata sempre la scorsa settimana dal PM nel corso di una direttissima. Anche in questo caso il 36enne si era avvicinato al locale, da capire se l'aggressione a Bramezza sia avvenuta prima o dopo, ma appunto le partite sono diverse. Il dottor Bramezza è qualcosa a parte, cioè un ulteriore reato che è stato commesso. Tutta questa storia tra Bramezza e l'arresto nulla c'entra. E poi a Castelfranco, dove i controlli serrati della polizia fanno scoprire un giovane che girava armato, dunque un giovane pericoloso. La polizia locale ha notato fin da subito qualcosa di strano e infatti uno dei 3 ragazzi fermati in piazza Serenissima aveva in tasca un coltello a serramanico lungo 20 cm. È accaduto a Castelfranco Veneto durante un pattugliamento del weekend. Alla vista degli agenti, i 3 giovani hanno tentato di allontanarsi rapidamente, attirando l'attenzione della pattuglia. Uno di loro, poco più che 20enne, già noto alle forze dell'ordine per spaccio e reati contro il patrimonio, è apparso particolarmente nervoso. Il controllo ha confermato i sospetti. Nelle sue tasche è spuntato il coltello, pronto all'uso e immediatamente sequestrato. Per garantire la sicurezza, sul posto è intervenuta una seconda pattuglia con veicolo attrezzato per il trasporto. Il giovane è stato accompagnato al comando di Via Venale, dove sono scattate le procedure di rito e la denuncia all'autorità giudiziaria. I malintenzionati, anche giovanissimi armati ai ladri, sarebbero stati disturbati dal passaggio di un cittadino ai 2 individui che hanno tentato di entrare in una villetta di Pieve di Soligo, ennesimo esempio di come a volte risulti fondamentale il controllo di vicinato, ma anche un uso non corretto dei social, visto che il proprietario ha saputo la notizia soltanto questa mattina. In questo caso probabilmente ha funzionato bene il controllo di vicinato? In questo caso è andata bene, non è sempre così, speriamo che per tutti sia così. Questo è il commento del cognato di Gilberto De Conto, proprietario di questa villetta tra via Capitello e via Tacchi a Pieve di Soligo, che sarebbe stata presa di mira sabato sera da una coppia di ladri in bicicletta. Colpo probabilmente sfumato grazie alla presenza del 29enne Simone Teo. Il giovane avrebbe notato prima il fare sospetto dei 2 e quando li avrebbe visti saltare la recinzione avrebbe chiamato prima le forze dell'ordine e poi postato tutto sui social, con il risultato di informare tutti meno il proprietario, peraltro in vacanza, che è venuto a conoscenza del fatto dalla stampa. Il proprietario rientra questa sera e ha chiamato sua sorella, mio cognato ha chiamato sua sorella, ma
Cosa è successo sulla casa mia? Allora, mi sono precipitato qua a vedere se c'erano segni di scasso così, fortunatamente no. Probabilmente il proprietario presenterà denuncia per il tentativo di effrazione, considerando anche quanto la storia si sia subito amplificata sui social, al punto da far puntualizzare al sindaco di Pieve di Soligo. Direi che bisogna scrivere sui social ciò che è vero, cioè abbiamo chiamato perché ci sono le persone sospette e non dire ci sono dei furti in corso. Sindaco che sottolinea anche gli sforzi continui in tema sicurezza. Abbiamo e stiamo implementando il sistema di telecamere che danno un grande contributo alle forze dell'ordine, soprattutto in via preventiva con un sistema di controllo delle targhe. Il controllo di vicinato, noi abbiamo ricevuto dalla Prefettura di Treviso la sottoscrizione reciproca del protocollo per avviare proprio il controllo di vicinato che adesso il Comune metterà in atto. Provvedimento utile vista l'attuale vicenda, considerando anche che questa villetta è già stata nel mirino dei ladri, e non solo questa. Lui ha già avuto un furto in passato, questo mio cognato qua. Non ha preso grandi cose, perché poi è arrivato al pomeriggio addirittura. Siamo presi male qua perché ci sono furti continui. A casa mia sono stati a novembre, a casa di mia figlia sono stati passati 2 volte nel mese di febbraio. Qua non si vive più qua. E poi c'è la questione auto Velox. Nella pagina di Belluno sentiremo le parole del sindaco di Colle Santa Lucia che ha riattivato il famoso e per chi è contrario famigerato Velox di Passo Giau, record di multe in Italia, ma sono tanti i sindaci che chiedono o che si stanno muovendo per conto proprio, anche nel Padovano, ad esempio il Campo San Pierese, anche nella Marca ci si chiede come intervenire, e una questione fondamentale nella giungla normativa, nel caos normativo. ANCI chiede che il governo faccia immediata chiarezza, serve adottare sicurezza sulla strada ed evitare la valanga di ricorsi. Tra confusione e vuoto normativo, adesso qualche amministratore locale decide di fare da sé, come il sindaco di Colle Santa Lucia, Paolo Frena, che ha riattivato l'autovelox sul Passo Giau, e lo stesso faranno 10 primi cittadini della Federazione del Campo San Pierese a settembre, mentre a San Biagio di Callalta, in via Prudenziale, per ora restano spenti in attesa dei chiarimenti. Io penso che oggi sia uno strumento essenziale e penso anche che per tante piccole amministrazioni come la nostra oggi non siamo nemmeno nelle condizioni di poter dire vado avanti lo stesso, perché dall'altro lato poi si innescano tutta una serie di ricorsi a cui poi i sindaci devono rispondere in prima linea, quindi non è poi solo un discorso di anche burocrazia e di tempo che non c'è mai, ma proprio anche un discorso di assunzione di responsabilità e di andare contro tutta una serie di sentenze che oggi hanno dimostrato che in questo momento l'autovelox non è possibile utilizzarlo. La posizione di ANCI Veneto dopo il decreto ministeriale di agosto di censimento degli apparecchi è chiarissima, anche perché già lo scorso anno le prefetture ne avevano fatto uno, con localizzazione inclusa. Si sta perdendo tempo perché non c'è una soluzione definitiva, perché resta ancora aperta la questione autorizzazione e omologazione. Per questo come ANCI continuiamo a chiedere al governo che si faccia chiarezza in modo tale da dare certezza ai cittadini ma anche ai comuni. È fondamentale anche smettere di pensare che i velox servano solo per fare cassa. Le recenti tragedie verificatesi sulle strade del Veneto con 30 motociclisti deceduti negli ultimi 2 mesi lo stanno a dimostrare, ma è cruciale anche liberare i sindaci da possibili denunce. Non c'è dubbio sulla utilità in alcuni tratti di strada delle verifiche sulla velocità, perché è una delle cause maggiori di incidenti. Allora dobbiamo sfatare il punto per cui questi impianti servono a fare cassa. Se ci sono stati dei casi di questo genere ormai dovrebbero essere risolti col decreto di cui dicevo prima sulla localizzazione, perché richiede anche come requisito l'incidentalità, le caratteristiche della strada. Quindi a questo punto occorre far chiarezza, perché non è possibile lasciare i sindaci come destinatari di denunce rispetto a possibili abusi oppure di scelte su disattivazioni che possono causare degli incidenti e mettere a rischio la vita delle persone. Quindi occorre far chiarezza. Dagli autovelox, e ve lo ricordo, poi nella pagina bellunese sentiremo le parole del sindaco di Colle Santa Lucia con l'autovelox riattivato al Passo Giau. Andiamo sul Piave perché c'è dagli autovelox, parliamo di altre telecamere
che invece il comune ad esempio di San Biagio di Callaltre è stato costretto a potenziare come numero insieme alle pattuglie, perché nonostante i divieti di balneazione ci sono comunque tantissimi bagnanti sul Piave, soprattutto nei weekend, ma aumenta in modo esponenziale anche l'abbandono selvaggio dei rifiuti. Quest'anno in maniera particolare abbiamo avuto grossi problemi di abbandono di rifiuti, no? Dovuto alla massiccia presenza di persone che vanno comunque a fare il bagno nel Piave, anche se vietato. Di conseguenza noi come amministrazione comunale abbiamo pensato di porre rimedio a questa cosa qua, e porre rimedio mettendo delle fototrappole, delle fotocamere che abbiamo inserito da poco, però il problema continua a persistere, quindi adesso ci dovremo ritrovare con il Priula, con il comandante dei vigili urbani, no, per fare una sorta di incontro e trovare una soluzione. Nonostante mai come quest'anno per la questione sicurezza i riflettori sul Piave siano stati accesi per tutta l'estate, i comportamenti scorretti continuano ad essere all'ordine del giorno, non solo da chi bellamente ignora i divieti di balneazione e si tuffa nel fiume rischiando la vita, ma anche da chi abbandona i rifiuti dopo la giornata trascorsa sul greto. Lo testimonia la quantità di sacchi che ogni lunedì gli operatori di Contarina portano via. Qui siamo a Fagarè, dove c'è pure qualcuno che ammucchia nei pressi della sbarra del parcheggio i rifiuti raccolti nell'area golenale, mucchio che però funge da richiamo per altri ecovandali che magari abbandonano non solo quelli del picnic ma pure i rifiuti di casa. L'apice con il Ferragosto e poi durante i weekend, ma anche nelle giornate infrasettimanali, se il tempo è bello, i bagnanti arrivano e spesso lasciano ricordi poco graditi, alla faccia degli ombrelloni chiusi sul litorale. Qui per tutto agosto in ogni giornata di sole c'è stato il pienone. Oltre all'intensificazione della videosorveglianza con diverse telecamere installate, la polizia locale si è organizzata con pattuglie ad hoc e turni rafforzati, specie il sabato e domenica. Noi stiamo operando sia sull'aspetto dell'abbandono dei rifiuti, come purtroppo abbiamo visto. Abbiamo degli scaricamenti di rifiuti abbastanza consistenti e stiamo cercando con la videosorveglianza di individuare i trasgressori. Poi abbiamo messo in campo un'attività quotidiana di monitoraggio dell'area sia del parcheggio ma anche dell'area golenale vera e propria, dove cerchiamo di dissuadere dai comportamenti illeciti, quindi accendere fuochi e anche informiamo l'utenza delle pericolosità che possono esserci sul fiume Piave. L'attività di controllo e sensibilizzazione, anche in collaborazione con le guardie ittico-ambientali della FIPSAS, sta comunque cominciando a produrre i primi risultati. C'è sicuramente un afflusso notevole. Devo dire la verità che l'attività sistematica di monitoraggio e di presenza nostra ha dissuaso dai comportamenti, diciamo così, più macroscopici, quindi i veicoli in golena non ne troviamo praticamente più. C'è anche meno abbandono di rifiuti, però l'attenzione nostra rimane sempre alta, almeno fino a metà settembre. Pochi istanti di pubblicità, torneremo fra pochissimo a partire da una protesta anti-Israele che ha riguardato alcune banche a Treviso. Rieccoci in diretta, la pausa come avete visto è stata molto breve. Allora, come dicevo prima della pubblicità, ripartiamo da Treviso con questa immagine che vi facciamo vedere, che riguarda un'azione di protesta contro Israele. Le vetrate delle filiali di Unicredit e di Intesa San Paolo, questa si riferisce a Intesa San Paolo nel centro di Treviso, sono state imbrattate la scorsa notte con vernice rossa e con volantini incollati dal movimento Extinction Rebellion. Il fine dell'iniziativa, data la scritta Boycott Israel, è riconducibile a una contestazione verso le responsabilità di Israele nei conflitti mediorientali in corso. Sull'episodio sta compiendo accertamenti la Digos, finanza genocidio, chiudi il conto, apri gli occhi, si legge nei volantini che sono stati appunto affissi nottetempo sulle vetrate di alcune filiali di banche, Unicredit e Intesa San Paolo, con anche le mani imbrattate di rosso a sporcare le vetrate. Questo quanto accaduto la scorsa notte, episodi sui quali indaga la Digos. Restiamo a Treviso nel giorno in cui annuncia il nuovo piano abbonamenti per l'inizio della scuola, che vedremo fra poco. Il presidente di Mom Colladon torna però intanto anche sulla polemica per le corse tagliate di agosto.
rilancia l'operazione bus a chiamata, anche se dice ci vorrà del tempo, e annuncia intanto anche l'arrivo di 130 nuovi mezzi, tutti dotati di panic button per la sicurezza. È vero che noi abbiamo razionalizzato, abbiamo ridotto determinate corse, perché secondo noi era uno spreco. Mandare in giro gli autobus vuoti è uno spreco pubblico. Risponde così alle critiche il presidente della MOM a chi lo accusava di aver tagliato le corse di Ferragosto lasciando per terra molti utenti. Le corse c'erano ma avevano orari festivi perché lo scopo è razionalizzare. Così come sulla sperimentazione del sistema a chiamata, c'è ancora da lavorare, ma come tutte le cose nuove serve tempo. Se le persone anziane hanno delle difficoltà a prenotarsi, noi abbiamo delle persone che li segue. Chiaro? Ecco. Quindi noi ci teniamo tantissimo al servizio a chiamata, perché credo che sia un servizio del futuro. Quest'anno inoltre ci sono ancora abbonamenti gratis per i lavoratori che ne facciano richiesta, 200 sono già stati consegnati. I lavoratori dei comuni di Treviso, Carbonera, Villorba e Vittorio Veneto, quelli che hanno il servizio a chiamata, possono chiedere anche l'abbonamento gratis fino a un certo importo che adesso non ricordo. Sono 164 i lavoratori che hanno chiesto questa tipologia, quindi ne abbiamo ancora disponibilità, quindi se qualche lavoratore ha intenzione in questi 4 comuni qua di chiedere l'abbonamento, siamo disposti a darlo gratuita. E poi c'è la questione sicurezza. Tutti i bus in arrivo avranno il panic button, un pulsante da schiacciare in caso di difficoltà, collegato con le forze dell'ordine. Noi abbiamo fatto un accordo con la prefettura, con la questura, con i carabinieri e quindi tutti gli autobus che stanno arrivando hanno dispositivi di sicurezza di questo tipo, sono dotati tutti di telecamere. Quindi la sicurezza per noi è fondamentale, sia per l'utenza ma anche per il nostro personale. Non si sottrae con la donna nemmeno a rispondere alla consigliera comunale Dem Antonella Tocchetto, che dai social chiede corse serali per tornare per esempio da una serata in centro. Chi fa critiche deve capire anche come funziona il trasporto pubblico. Io credo che un po' di esperienza ce l'ho, magari più di lei, per cui perché le corse serali? Perché non ci sono, perché abbiamo provato con servizio a chiamata, abbiamo chiamato con un'altra tipologia di servizio che si chiamava, se vi ricordate, call taxi. Anche là abbiamo dovuto smettere perché non c'era utenza. Allora, io non so, se dobbiamo mettere delle corse a mezzanotte o alle 2 di notte, quando l'utenza non c'è. Infine, per la stazione dei bus all'ex Quor manca ancora l'ultimo pezzetto, ovvero l'esproprio degli ultimi 2 proprietari. Poi si abbatterà il manufatto e si costruirà la nuova sede. E come dicevamo, prima di questo servizio è stata la giornata oggi in cui è stata presentata anche la campagna abbonamenti per l'inizio della scuola. Importante il contributo della provincia di Treviso e anche il gemellaggio col Benetton Rugby. È già quasi tempo di tornare a scuola per gli oltre 35.000 studenti delle superiori e la campagna abbonamenti della MOM entra nel vivo insieme al Benetton Rugby che promuove la meta con lo sconto provincia, che sarà per tutti e senza tetti massimi legati all'ISEE. Si tratta di acquistare un abbonamento annuale e lo sconto sarà applicato in modo proporzionale, si va dai 15 ai 42 euro e fino ad esaurimento fondi, ovvero i 412.000 euro di utili che la provincia ha redistribuito come socio di maggioranza. Un utile che abbiamo avuto e che avevamo sì rimesso a disposizione delle famiglie, perché era un impegno che ci eravamo presi. È una questione di coerenza. Coerente è stata MOM con il centrare il piano economico finanziario e coerente ha voluto essere la provincia a mettere a disposizione questi fondi che, ricordo, sono importanti perché sono rispetto ad un abbonamento mensile si possono risparmiare fino a 180 euro senza tener conto della defiscalizzazione del 19%. Si può pagare a rate con Scalapay o PayPal se si acquista sul sito e per chi rimane totalmente digitale si risparmiano anche altri 12 euro di tessera fisica. Un impegno totale per togliere i giovanissimi dalle strade offrendo loro il trasporto pubblico, ma anche per inquinare meno. Chi utilizza l'autobus non utilizza l'auto e quindi c'è meno inquinamento. Ricordo gli investimenti che sta facendo MOM per rinnovare il proprio parco mezzi, sempre con un'ottica di sostenibilità ambientale. Quindi sì, quindi l'auspicio e l'invito è quello di utilizzare il più possibile il trasporto pubblico. I primi ad aggiudicarsi la nuova tessera sono stati anche premiati dalla squadra, partner della campagna. Quest'anno abbiamo riconfermato questa partnership proprio perché ci crediamo e l'idea nostra è quella di proseguire per parecchi anni. Vi aspettiamo tutti allo stadio
e se avete voglia di raggiungere Monigo c'è una linea dedicata che vi porta giusto davanti. Restiamo in città con i lavori in questo periodo, a partire dalle operazioni di smontaggio del chiosco edicola di via Roma, chiusa da anni. Si tratta di un'operazione annunciata da lungo tempo, è fondamentale per la riqualificazione del quadrante. I lavori di operazioni di smontaggio sono iniziate oggi, qui, come annunciato varie volte dal sindaco Mario Conte, sarà creato un presidio di sicurezza a disposizione della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine. Iniziati anche 2 interventi di riasfaltatura in via Santa Buonanuova e via Montello. In questa prima fase si opererà nel tratto compreso tra via Ronchese e via Norma Cossetto, con una durata stimata di 4 o 5 giorni. E poi, sempre a Treviso, a poca distanza, sono iniziati i lavori di completamento della passerella del Paradiso lungo il PUT. Si concluderanno venerdì, salvo eventi meteo avversi. So che ha riscontrato tante critiche, per me no, perché ha reso Treviso un pochino meno provinciale. Sì, perché dobbiamo inaugurarla, perché adesso ci sono le ocche in fondo, che sono ritornate, ma ha fatto una massicciata bellissima e la passeggiata in mezzo ai 2 argini, guardi che meravigliosa è. Sono arrivate di buon mattino queste signore perché, come chi ama guardare i cantieri, non vedono l'ora di mettere i piedi sulla penisola del Paradiso, ormai prossima ad essere aperta. I lavori si concluderanno nel fine settimana, tempo permettendo. Sarà risistemato l'asfalto, riarmonizzata la quota tra il ponte Mazzarolli, la passerella e la pista ciclabile e per motivi di sicurezza durante i 5 giorni di cantiere sarà interdetto il transito ciclopedonale sul vialino, che rimarrà invece sempre garantito sul lato opposto del PUT. Passerella che piace a tutti, trevigiani e turisti. Molto bene. At first impression I think it's a good idea. Ma il vero nodo resta se le persone riusciranno a rispettare animali ed ambiente. È bellissima, spero nella civiltà delle persone che non vadano a disturbare gli animali selvatici, che abbiano il minimo di rispetto di non provare a toccare i cigni. E mi piacevano i coniglietti che c'erano prima, però purtroppo hanno fatto la fine che hanno fatto, ma è una bella cosa, esteticamente molto bella da vedere. Quindi multe severe? Ma magari portargli anche l'immondizia a casa, proprio come segno di dire guarda, questi sono sue, se le vado a smaltire, che magari dà anche più effetto, perché la multa magari può avere un valore fin là, perché può essere una cosa poco democratica, mettiamola così. Sei una persona piena di soldi, paghi la multa che te frega, se tu invece dai qualcosa, un segno che possa anche andare al di là di un indennizzo economico, sicuramente avrebbe un effetto migliore. Ancora lavori, ma da Treviso a Roncade, la riorganizzazione dei parcheggi di via Roma e piazza Primo Maggio e la nuova pista ciclabile lungo il Musestre. Sono partiti i lavori di riorganizzazione dei parcheggi in via Roma e in piazza Primo Maggio, insieme alla riprogettazione della viabilità ciclabile lungo il Musestre. L'obiettivo: mettere fine alla sosta selvaggia e restituire ordine al cuore commerciale di Roncade. Piazza Primo Maggio, Piazza Gigliotto e via Roma sarà regolamentata a 60 minuti, gratis, e per poi, man mano che ci si allontana dal centro, la sosta sarà a 90 minuti. In totale ci saranno 13-14 posti auto in più rispetto a prima, un intervento che secondo l'amministrazione segna una svolta per residenti e commercianti. Questo è una continuazione della riqualificazione del centro di Roncade. Abbiamo già sistemato Aiuole, andremo a sistemare l'area Fronte Castello, il parco del Musestre, e in futuro magari si vuole rivedere anche quella che è la pavimentazione di via Roma, togliere l'asfalto, fare una pavimentazione uniforme, togliere quelle che sono le barriere architettoniche e tutti quegli impedimenti che oggi non ci danno la possibilità di fruire la piazza al meglio. Il cantiere riguarda anche la mobilità sostenibile. La pista ciclabile di via Roma verrà ripensata, andando a creare un vero e proprio anello protetto. Viene tolto un pezzo di pista ciclabile, ma viene creato un percorso ciclopedonale lungo il Musestre che si collega con la ciclabile che arriva da Casale sul Sile e poi per poi continuare volendo verso Biancade. Il tutto si inserisce in un progetto ancora più ampio, la riqualificazione del Parco del Musestre e del Fronte Castello, prevista per il 2026. Andiamo a riqualificare un po' tutta l'area del parco con nuovi percorsi, sia ciclopedonali che pedonali, nuova illuminazione e videosorveglianza per dare maggiore sicurezza a chi vuol fruire del parco sia di giorno che di sera. Intanto i cittadini potranno beneficiare già nei prossimi giorni dei nuovi parcheggi e della ciclabile riorganizzata.
Il dibattito politico torna in primo piano con la fine della pausa ferragostana. In Veneto il presidente della regione Zaia non ha ancora fissato la data del voto e il centrodestra continua a essere alle prese con le tensioni interne sulla scelta del candidato governatore. Attacca il centrosinistra con il PD che venerdì presenterà tutte le candidature al Consiglio regionale. Riprende a pieno regime l'attività politica in quest'ultima settimana d'agosto con la scadenza del voto per le regionali che si avvicina, senza che ancora si sappia data e candidato presidente, almeno per la coalizione di centrodestra, dove le tensioni interne continuano ad alimentarsi. A gettare benzina sul fuoco il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, che rimarcando i numeri del partito ribadisce: siamo pronti ad amministrare la regione. Se le scelte dovessero rivelarsi diverse per ragioni di realpolitik, allora quello di Fratelli d'Italia non sarebbe altro che uno straordinario atto di generosità, conclude De Carlo, non proprio una mano tesa agli alleati del Carroccio, che intanto hanno sciolto il nodo della posizione del governatore uscente. Luca Zaia sarà capolista della Lega in tutte le circoscrizioni. Attacca Andrea Martella, segretario veneto del PD. Sarebbe meglio che invece di dirci dove si candida Zaia ci dicessero quando si vota, e poi ogni partito farà le sue scelte. Noi le abbiamo fatte per tempo e loro le faranno nel chiuso delle stanze romane, perché si è vista anche questa notizia, non c'è una scelta che viene fatta in Veneto, ma c'è una scelta che viene fatta a Roma, in qualche palazzo, tra i leader dei vari partiti dello schieramento, sulla base di equilibri politici tra le varie forze e non sulla base dell'espressione territoriale. Se poi è questa l'autonomia, non avere la possibilità di decidere, far decidere a Roma sulla base di chissà quali criteri, mi pare che sia proprio la dimostrazione che all'autonomia non si crede, oltre a non essere stati capaci di realizzarla. Intanto il candidato della coalizione di centrosinistra Giovanni Manillo continua a girare il Veneto. Noi siamo pronti con una coalizione molto ampia che sostiene Manildo e anche con le candidature del Partito Democratico. Nei prossimi giorni, venerdì prossimo, in una riunione della direzione regionale, ufficializzeremo tutte le candidature che sono state proposte dalle varie realtà provinciali. Più di 1000 ieri a Resana per il raduno nazionale dei Vespa Club dedicato alla memoria di Kevin Gentilini, il quindicenne morto, lo ricorderete, a Castelfranco in sella alla sua amata due ruote. Organizzato dal Vespa Club Resana, ha visto partecipare ben 85 club provenienti da tutta Italia. Il rumore dei roboanti e dei 1000 motori pronti per la partenza, il taglio del nastro, abbiamo visto, del sindaco Stefano Bosa e Dario Semenzato, presidente del Vespa Club locale, hanno dato il via a questo straordinario spettacolo lungo le strade del paese, un ruggito di motori durato a lungo, con le grida anche Ciao e Califfo dedicato al giovanissimo, quindi queste sono le immagini. C'era anche il nonno di Kevin Gentilin, Gino, che come l'anno scorso ha improvvisato un ballo sulle note della musica techno che piacevano al ragazzo, e c'era anche il papà di Kevin, Christian, che ha partecipato al corteo in sella alla Vespa del figlio, restaurata per l'occasione. Queste sono le immagini del nonno di Kevin, Gino, l'anno scorso ai funerali del povero Kevin Gentilini. Dunque tantissime vespe in corteo in memoria anche e in omaggio anche al quindicenne morto a Castelfranco. Cambiamo argomento e andiamo a vedere le straordinarie immagini, le oltre 100 immagini di artisti nazionali internazionali che dal 4 al 25 settembre trasformeranno Treviso, siamo tornati nel capoluogo, in un vero e proprio museo della fotografia a cielo aperto. Un uomo con cappello e bastone passeggia tra le vie del centro. La sagoma di un altro si staglia netta contro un muro azzurro. La quotidianità diventa un racconto poetico al Treviso Photographic Festival, che invita il pubblico a riscoprire la bellezza nascosta nei piccoli gesti. L'8ª edizione è alle porte. Protagonista quest'anno è la fotografia di strada e di reportage, scatti autentici, spontanei e ricchi di significato e capaci di raccontare emozioni, relazioni ed esperienze di vita quotidiana. Dal 4 al 25 settembre, 62 artisti provenienti da tutto il mondo esporranno 112 immagini, trasformando Treviso in un vero e proprio museo a cielo aperto.
Le opere troveranno spazio nel chiostro di San Francesco e nelle piazze principali del centro storico, Piazza dell'Università, Piazza Indipendenza, Piazzetta Aldo Moro e Piazza Rinaldi. Il festival, spiega l'assessore alla cultura e turismo Maria Teresa De Gregorio, è un'occasione unica per portare arte ed eccellenza nel cuore della città, creando un dialogo perfettamente integrato con il contesto urbano. L'inaugurazione è in programma sabato 6 settembre alle 18:20 al chiostro di San Francesco con una performance della scuola Danza Insieme. Ingresso libero e gratuito per una rassegna che si annuncia amatissima e capace di emozionare, stupire e far riflettere. E adesso andiamo nel Bellunese. E allora torniamo a parlare dell'autovelox e sentiamo le parole del sindaco di Colle Santa Lucia, Paolo Frena, il sindaco di quel comune che ha quell'autovelox, record di multe sul passo Giao, che è stato obiettivo anche del famigerato Fleximan e che è stato riattivato e il sindaco spiega perché. Io ho riacceso questo autovelox, abbiamo convenuto in questo senso, magari faremo giurisprudenza, però a me dispiace farlo dal più piccolo comune della provincia, da uno dei più piccoli comuni della provincia di Belluno, fare giurisprudenza, perché potrebbe anche, diciamo così, costare caro. In un vuoto normativo che sta mettendo in difficoltà enti e istituzioni dello Stato, il sindaco di Colle Santa Lucia ha deciso per un'azione di forza che offre molteplici chiavi di lettura. La più significativa è quella che chiede al governo un provvedimento chiaro e inequivocabile sulla regolarità degli autovelox. Quello al passo Giao, il più spietato fra tutti i sistemi di rilevazione della velocità, dopo un periodo di stop è stato riattivato lo scorso 8 agosto dal sindaco Paolo Frena con una novità. Il limite da 50 è stato alzato a 70 km/h. Noi aspettavamo veramente che insieme a alla modifica del codice che ci imponevano alcune attenzioni sull'utilizzo di queste apparecchiature, l'abbiamo puntualmente fatto in accordo con il gestore della strada, con la prefettura, e adesso resta questo problema che speravamo fosse inserito in quel provvedimento, ma qualcuno ha detto ma non era inseribile in quel provvedimento. E così, nelle more di una norma zoppa, il sindaco Frena ha scelto di rimettere a norma quel dispositivo. Non può essere che uno Stato non dia risposte immediate se di fronte al vuoto che si è creato, alla mancanza che si è creata, è chiaro che bisogna fare un provvedimento e che chiedo in maniera puntuale, veloce, tempestivamente veloce. L'aver alzato il limite di velocità consentita forse contribuirà a ridurre le sanzioni che nel solo 2024 hanno fruttato alle casse comunali 745.000 euro, consegnando al piccolo comune della Ladinia il primato poco invidiabile delle multe stradali. Motociclisti e automobilisti indisciplinati sono avvisati. Ma è possibile che arriviamo proprio nelle Dolomiti, con queste caratteristiche, a sfogare quelle che sono magari questo bisogno di uscire da qualsiasi regola? Dal trasporto su gomma, le auto, le moto, al trasporto su ferrovia, sui binari, e parliamo di una storia di occasioni immancate e di divisioni interne, guardate. Anno 2000, il professor Vitaliani consegna alla Regione Veneto lo studio di fattibilità della ferrovia Calalzo-Cortina-Dobbiaco, moderna, elettrificata, veloce. La Giunta Reolon nel 2009 lo inserisce nel piano provinciale, poi approvato anche dalla Regione. L'idea, una spina dorsale di trasporto pubblico per collegare le Dolomiti a Venezia e al mondo. La montagna bellunese, collegata con treni moderni e veloci, non con trenini, per i quali sono sempre belli i trenini dolomitici che girano per i paesaggi, ma pensate ad una ferrovia veloce che partisse dall'aeroporto di Venezia e arrivasse a Belluno, Dolomiti bellunesi, Austria. A parlare Quinto Piolla, ex assessore provinciale ai trasporti, con Sergio Reolon presidente. Una battaglia la sua per perpetuare e attualizzare una visione strategica, un'occasione che si stava costruendo.
23 febbraio 2016. A Cortina, Zaia e Compaccer firmano l'accordo con il ministro dei Trasporti. La ferrovia delle Dolomiti sembra cosa fatta, ma no. Pochi mesi dopo, Bolzano lancia il suo treno delle Dolomiti. Da Bolzano a Cortina, via Gardena, Badia e Falzarego, con tratti a cremagliera. Da allora, immobilismo e divisioni interne. La Regione affida a Moroder, lo stesso progettista del treno altoatesino, uno studio sul collegamento Venezia-Cortina-Dobbiaco. Risultato? Per lui non è sostenibile. E di fronte a questo giudizio negativo di Moroder, non della Regione che ancora non si è espressa su quel progetto che dice no, non andiamo avanti con la ferrovia, ci sia la provincia di Belluno che dice accontentiamoci, siamo riusciti a fare il collegamento elettrico fino a Ponte nelle Alpi. Questa è l'eredità che ci rimane, ma questo non sarà mica fare gli interessi della provincia di Belluno. Sì, questo è sottomettersi al volere di Venezia, della pianura veneta metropolitana. Oggi nel bellunese restano solo elettrificazione fino a Ponte e l'ammodernamento delle stazioni. Un sogno inseguito per 25 anni, ridotto a promesse e frammenti, mentre chi vive fra le Dolomiti rischia di rimanere senza un servizio efficiente. Abbiamo argomento a Feltre che si conferma una delle cornici più suggestive per il podismo italiano ed europeo. Guardate il Giro delle Mura. Ha in testa Tokyo, ma questa sera ha in testa l'applauso di Feltre perché vince Yeman Crippa! Yeman Crippa ha scritto una nuova pagina di storia al Giro delle Mura di Feltre. Per la quarta volta consecutiva e la quinta complessiva, l'atleta azzurro delle Fiamme Oro ha dominato il percorso cittadino davanti a Pasquale Selvarolo e al keniano Kimutai Towet. Crippa è arrivato a Feltre da St. Moritz per testare la sua condizione in vista della maratona di Tokyo. Sono io che devo ringraziare Feltre che ogni anno mi mette a disposizione una gara così, un pubblico così. E tutte le volte becchiamo la pioggia, però oggi alla fine noi almeno della gara lunga ci siamo salvati. Il terreno era un pochino bagnato, però secondo me si correva bene. Sport, passione e grande partecipazione di pubblico, nonostante una pioggia scrosciante, hanno regalato spettacolo ed emozioni indimenticabili. Gli occhi dei tifosi e degli appassionati inevitabilmente puntati sulla gara invito elite, ma lo spettacolo non è mancato nella Running 7 Laps, prova ad eliminazione vinta da Giulia Aprile e Osama El Kaburi. Nel Giro delle Mura amatori si è imposto il portacolori del gruppo sportivo Alpini Asiago Franco Pesavento. Dominio polacco nel campionato europeo riservato ai Vigili del Fuoco, che ha visto fronteggiarsi un centinaio di atleti provenienti da una decina di nazioni diverse. Grande partecipazione e coinvolgimento per il Miglio dei Comuni, manifestazione che ha visto impegnati i ragazzi delle scuole medie. Nella combinata maschile e femminile il successo è andato al comune di Borgo Valbelluna. Grande, e non potrebbe essere altrimenti, la soddisfazione del presidente dell'associazione Giro delle Mura di Feltre, già al lavoro con la sua squadra per un'edizione 2026 ancora più ricca e spettacolare. Nulla potrebbe essere senza la passione che ci mettiamo tutti gli anni e la passione del pubblico. Il meteo ci ha messo a dura prova, però tutte le persone che sono venute qui intervenute hanno dimostrato che l'atletica muove le persone. Complimenti agli atleti, e con i complimenti ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci.